devo parlare di questo libro? Dovresti parlare. Ah sì? E che devo dire? I libri si leggono, mica si parlano. Mica parlano da soli. Ci devo fare una bocca qua. Niente, vabbè, sto libro è... Quando parti? Quando parti? Quando hai cominciato a scrivere? Sì, infatti quello stavo dicendo. È un progetto particolare, in realtà ci tengo molto perché l'ho scritto, cioè lo sto scrivendo da ormai penso 4-5 anni. È un'opera che verrà divisa in 4 parti, perché l'opera principale, nell'opera principale avevo contato 100 poesie, però abbiamo deciso poi di dividerlo perché era più complicato produrlo. In realtà era più complicato anche perché usa una forma di scrittura molto diversa, particolare, insomma è una prosa lirica però con degli spazi e dei respiri interni, cioè che fanno sembrare, non so se si vede, fanno sembrare forse la fanno sembrare meno poesia, non lo so, forse no. Quello che mi interessava era dare in un certo modo questi spazi, questi respiri, darli pure sulla pagina, però non farlo cioè andando a capo e quindi chiaramente, oppure lasciando i punti sospetti che hanno spazio. Il modo che ho trovato è stato questo, cioè lasciare proprio uno spazio però sul rigo che seguiva. Gli spazi sono anche ispirati, nel senso, leggene una, così sì, vediamo sì. come... Leggo una breve, così magari. Non c'è medicina per l'immaginazione mancante, non c'è amore senza odio, non c'è sguardo senza occhi, non c'è mistero senza deformazione, e cerco di proteggermi dall'autismo corale che dilaga come un'emorragia e trascrive i miei pensieri segreti e non cerca approvazioni, e lavoro a delle tattiche di miglioramento della mia personalità che mi proteggano dalla banalità del male. È tutta una questione di manipolazione, difesa dalla manipolazione. La città orbita nei luoghi comuni più comuni che ci siano e non c'è medicina per l'oppressione balorda che non sia rivoluzione, non c'è amore senza odio e poesia senza turbamento, non c'è azione senza conseguenze, non c'è luna senza notte, non c'è lotta senza morte. L'uomo che sono muore un poco ogni giorno, l'uomo che sono scalcia come un neonato. Questo è. In realtà è più un rimando al lettore, a chi legge la poesia, cioè, insomma il lettore che poi deve interpretare questi spazi, e lo può fare come vuole, pure come se fosse un disegno, e dentro ci vedi la tua, appunto, ci vedi la tua forma, o la tua, insomma, ci vedi quello che vuoi, la tua visione, quindi in realtà era un po' questo, volevo divertirmi con la pagina bianca, no? E trovare un modo per far mio questo tipo di poesia. In realtà Porta Segreta, la prima idea mi è venuta perché è una stradina di Calcata. Lei si era trasferita da poco, cioè stavamo insieme, lei si era trasferita da poco a Calcata, viveva a Roma, quindi ogni volta che andava a Calcata, no, girava nel paesino, era bellino, carino. E la prima strada che ho visto arrivando nel paese è stata Porta Segreta, in realtà poi la strada dove lei pure lavorava al ristorante, quindi ci passavo spesso, però il primo nome a cui ho fatto caso è stato questo nel paese, no? Via di Porta Segreta. Poi è la galleria d'arte pure. Che poi abbiamo scoperto che è pure una galleria d'arte, quindi insomma comunque c'è un nesso con l'arte e la poesia, quello che facciamo. Che poi il titolo cioè, voglio dire, abbia preso tanti altri significati, perché è giusto, no? Perché in fondo era un po' pure quello che diceva, un po' quello che abbiamo, no? Che abbiamo noi poeti, noi chi fa arte, chi vuole, ma in generale chi vuole dire delle cose, no? E ce l'ha dentro e non sempre ci riesci, perché non ci riesci, perché se sei una persona che lavora tutto il giorno, o comunque c'hai le tue cose, la tua famiglia, le tue cose, non è che, insomma, la prima cosa che fai non è parlare, oppure non è buttare fuori quello che le tue passioni, o quello che credi, no? Quello che pensi. Quindi era un po' questo, era un po' uno stimolo a buttare fuori le cose, a non lasciarle, non tenerle segrete,
aprirla sta porta ogni tanto e farla uscire.